benvenuti alla mia intervista impossibile. Oggi intervistiamo Vincenzo Russo, nato a Palma Campania nel 1770, per poi morire a Napoli alla giovane età di 29 anni. Nonostante la sua giovane età, è stato un attivo patriota e politico ed uno dei principali esponenti del giacobismo italiano. Caro dottor Russo, che significa per lei essere un giacobino? Il giacobismo è un movimento politico che nasce in Francia dopo la Rivoluzione francese per sostenere la nascita della Repubblica basata sull'uguaglianza e sulla sovranità popolare. In Italia, noi giacobini abbiamo cercato di portare le idee della Rivoluzione francese, idee di democrazia e di uguaglianza tra i cittadini. Molto spesso siamo stati costretti a prendere le armi per far valere le nostre idee di Repubblica. Nel suo libro più importante, Pensieri politici, a cui è legata la sua fama, parla di uguaglianza politica ed economica. Ci spiega un po' meglio? Io sogno una repubblica basata sull'eguaglianza tra gli uomini. Questa uguaglianza deve prima di tutto avere un fondamento economico. Infatti ogni uomo deve possedere quanto basta per i suoi bisogni primari. Se un uomo coltiva la terra, ne deve possedere quanto basta per far mangiare lui e la sua famiglia, e non di più. Alla base dell'eguaglianza economica ci deve essere eguaglianza politica. Tutti gli uomini devono essere uguali tra loro agli occhi della legge. Solo così le comunità possono vivere veramente in pace. Se tutti gli uomini hanno pari diritti politici e posseggono economicamente quanto serve per poter vivere e mangiare decentemente, possono stare veramente in pace. Senza eguaglianza politica ed economica, gli uomini sono destinati sempre a vivere in guerra, l'uno contro l'altro, perché verranno sempre più potere economico e sempre più diritti del loro prossimo. Quindi lei sogna una pace universale? Sì, tutti gli uomini possono vivere in armonia tra di loro, purché non ci sia una differenza di diritti, di libertà e di uguaglianza economica e sociale. Una società tanto diversa da quella che vivete oggi. Sono passati più di 2 secoli dalla mia morte e voi uomini continuate a fare guerra tra di voi, spinti dal desiderio di primeggiare economicamente e politicamente. Siete sempre pronti a schiacciare i diritti dei più deboli, pur di avere un pezzo di terra in più. Dottor Vincenzo Russo, grazie mille per l'intervista.